Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Tu és santo.
questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Buongiorno a tutti con la pace del Signore Gesù, gloria a Dio.
Stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino, oggi il 10 gennaio 2023, martedì. Io sono il missionario Victor Lopes, sono missionario e pastore della Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionária in Italia, Sheadamit. E vorrei ringraziare Dio per questa opportunità, benedire il suo nome e dare benvenuti a tutti che sono con noi già in diretta, quelli che ci vedranno dopo. Buongiorno con Gesù. Questo è il giorno fatto dal Signore. Possiamo gioire con tutto il nostro cuore. Questo è il dì fatto dal Signore, fatto dal Signore. Vogliamo gioire con tutto il cuore, con tutto il cuore. Questo è il dì fatto dal Signore, vogliamo gioire con tutto il cuore. Questo è il dì fatto dal Signore. Amen. Che benedizione poter essere qui con voi. Per me è una gioia molto grande essere nella presenza del Signore nostro Dio e leggendo la sua sacrosanta parola. Oggi la nostra lettura biblica si trova in Genesi capitolo 19 e 20, dopo Salmo di numero 1 e dopo Marco capitolo 7. Gloria a Dio. Mentre tu ti prepari per leggere la parola insieme a me, io vorrei invitare a tutti che non sono ancora iscritti su questo canale di iscriversi. Vi prego che prendete questo piccolo momento ora e andate lì e fate la vostra iscrizione. Pigiate sul campanello delle notifiche e anche lasciate il vostro mi piace, così e anche potete condividere. Gira il link di questa diretta, di questa preghiera, la preghiera del mattino. È già da 3 anni, siamo nel terzo anno qua insieme adorando al Signore nostro Re. E tutti questi 3 anni sono stati molto edificanti nella presenza del Signore. Tante cose abbiamo imparato e quest'anno con un nuovo proposito. Noi leggeremo la Bibbia tutto l'anno. Ogni giorno c'è una lettura biblica da lunedì al venerdì. E quindi ci segui, così leggerai la Bibbia insieme a noi. Va bene? Vorrei ringraziare il Signore per quelli che sono già iscritti. Preghiamo per iniziare il nostro culto mattinale. Caro Gesù, questa mattina siamo qui per adorare il tuo santo e potente nome. Grazie Signore per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di poter essere qui nella tua presenza. Grazie per ognuno che è già con noi in diretta, per quelli che vedranno dopo, quelli che stanno entrando ancora. Ringraziamo Signore per la vita di tutti. Signore, grazie per la salvezza, per il perdono dei nostri peccati e per questo giorno in più che ci dai, per questa mattina di benedizioni. Grazie Signore perché possiamo sentire la tua grazia, la tua potenza, il tuo favore verso di noi. Perché se tu, Signore, non sei con noi periremo, ma con te salteremo le montagne. Perché tu, Signore, ci farai come i cervi che saltano sulla loro alture. In nome di Gesù ti prego per quelli che sono malati, per quelli che stamattina si trovano tristi, in angoscia, preoccupati. Signore, ti ringrazio perché tu sei colui che agisce e ti prego di agire, Signore, nei cuori di queste persone. Ti prego di agire nelle menti di quelli che non hanno, Signore, pace, di quelli che non hanno voglia di vivere,
di quelli che stanno, Signore, vedendo il mondo, vedendo il cielo, vedendo la sua vita grigia, senza colore. Signore, fa brillare la tua luce in mezzo a questo mondo monocromatico, che a volte vedi solo problemi, difficoltà, difetti, ma che possiamo, Signore, stamattina lavare i nostri occhi come quello cieco che tu hai detto, vai e lavati in Siloe, nella fonte di Siloe. E la tua parola dice che quando lui ha lavato gli occhi, Alai Biascere Mantui, è riuscito a vedere di nuovo. Ma quell'uomo aveva, Signore, un particolare. Lui non aveva soltanto perso la visione, lui non aveva proprio gli occhi, non c'era suo globo oculare. Ma quando tu, Signore, hai fatto fango sulla terra, decama subria nivia, tu, Signore, lo ha messo nei suoi occhi, ha detto adesso lavati. Signore, apri i nostri occhi perché possiamo vedere la tua gloria. Apri i nostri occhi perché possiamo vedere il tuo favore. Sono tante persone che sono stamattina vedendo soltanto il caos, vedendo soltanto le difficoltà, vedendo soltanto la calamità, la pioggia, il vento, la tempesta, il nemico, la forza contraria, ma che oggi e stamattina tu possa agire, Signore, al nostro favore e aprire gli occhi di quelli che non riescono a vedere la tua gloria. Ti ringrazio, Gesù, per questa famiglia arca missionaria, per la Chiesa che tu hai stabilito qui in Italia e per questa missione che c'è come priorità evangelizzazione. Ti prego, Signore, di guidarci in ogni cosa, che tuo Spirito sia con noi e che possiamo, Signore, sentire la tua presenza dall'inizio alla fine di questo incontro mattinale. Signore, ti prego che la parola possa entrare nei cuori e rimuovere ogni blocco, e rimuovere ogni cosa che impedisce, Signore, il tuo operare. In nome di Gesù ti prego per tutti i miei fratelli che sono qua vicini e quelli che sono lontani. Ti prego, Signore, per quelli che non sono ancora credenti, che tu possa salvarli, che la tua parola possa arrivare nel loro cuore, germogliare, crescere e crescere e crescere e fruttificare. In nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Gesù. Leggiamo la parola di Dio, capitolo 19 e 20 di Genesi. Gloria a Dio. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andare loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, fermatevi questa notte e lavatevi i piedi. Poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino. Essi risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato.
chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire, perché vogliamo abusare di loro. Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho 2 figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate che io ve le conduca fuori e voi farete di loro quel che vi piacerà. Ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Essi però gli dissero: togliti di mezzo. E ancora, quest'individuo è venuto qua come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E premendo Lot con violenza, s'avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini stessero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. Quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui. Sua moglie e le sue 2 figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Lot rispose loro: no, mio Signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi, e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, è piccola, e lascia che io fugga lì, e non è forse piccola? E così io vivrò. E quello rispose: ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Zoar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore.
guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura, ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Lot salì da Zoar per andare ad abitare su monti insieme con le sue 2 figlie, perché temeva di stare in Zoar, e si stabilì in una caverna, egli con le sue 2 figlie. La maggiore disse alla minore: nostro padre è vecchio e non c'è più nessuno sulla terra per mettersi con noi, come si usa in tutta la terra. Vieni, diamo da bere del vino a nostro padre e corichiamoci con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre. Quella stessa notte diedero da bere del vino al loro padre. La maggiore entrò e si coricò con suo padre, ed egli non si accorse quando lei si coricò, né quando si alzò. Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: ecco, la notte passata io mi sono coricata con mio padre. Diamogli da bere del vino anche questa notte, e tu entra, coricati con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre. E anche quella notte diedero da bere del vino al loro padre, e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò, né quando si alzò. Così le 2 figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questo è il padre dei Moabiti, che esistono fino al giorno d'oggi. Anche la minore partorì un figlio che chiamò Ben-Ammi. Questi è il padre degli Ammoniti, che esistono fino al giorno d'oggi. Capitolo 20. Abramo partì di là andando verso la regione meridionale. Si stabilì fra Cades e Sur, poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara, è mia sorella, e Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte in sogno ad Abimelech e gli disse: ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa, perché è sposata. Or Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: Signore, faresti perire una nazione anche se giusta? Egli non mi ha forse detto: è mia sorella? Anche lei ha detto: egli è mio fratello. Io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con mani innocenti. Dio gli disse nel sogno: anch'io so che tu hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore. Ti ho quindi preservato dal peccare contro di me, perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta. Egli pregherà per te e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai tu e tutti i tuoi. Abimelech si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose, e quegli uomini furono presi da grande paura. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso, che tu abbia attirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare. Di nuovo Abimelech disse ad Abramo: a che miravi facendo questo? Abramo rispose: l'ho fatto perché dicevo tra me: certo, in questo luogo non c'è timore di Dio, e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Or, quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di mio padre
io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. Dovunque giungeremo, dirai di me: è mio fratello. Abimelech prese delle pecore, dei buoi, dei servi e delle serve, li diede ad Abramo e gli restituì Sara sua moglie. Abimelech disse: ecco, il mio paese ti sta davanti, va a stabilirti dove ti piacerà. E a Sara disse: ecco, io ho dato a tuo fratello 1000 pezzi d'argento. Questo sarà per te come un velo agli occhi davanti a tutti quelli che sono con te, e sarai riabilitata di fronte a tutti. Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, la moglie e le serve di lui, ed essi poterono partorire. Infatti il Signore aveva reso sterile l'intera casa di Abimelech a causa di Sara, moglie di Abramo. Capitolo 19 parla dell'origine di Moab, dei popoli moabiti e del popolo ammoniti. Sempre vediamo che quando noi vogliamo agire dalla nostra testa, dicendo faremo così, senza ubbidire al Signore, senza domandare al Signore se Lui vuole così, le conseguenze sono dure. Le conseguenze sono dure. Interessante è che quegli angeli che sono andati a Sodoma e Gomorra e dove Lot li ha visti da lontano, lui ha riconosciuto, interessante non questo, lui ha riconosciuto. Com'è buono vivere con persone credenti, com'è buono vivere con persone che ci avvicinano da Dio, no? Perché per la storia di Lot non aveva un rapporto con Dio, no. Chi aveva un rapporto con Dio? Chi era? Abramo, che ora Abramo. Ma il convivio di Lot con Abramo lo ha fatto capire delle cose spirituali, e quando Lot ha visto quegli angeli da lontano ha riconosciuto e si è prostrato. Invece il popolo della terra che era lì a Sodoma venivano nella carnalità per gli occhi carnali. Lot ha riconosciuto che quegli uomini erano uomini di Dio. Allora è molto importante avere non che noi ci metteremo in una isola e vivremo solo fra noi cristiani, no, non è questo che dico, ma è molto buono conservare un'amicizia con persone che ci avvicinano da Dio. Leggiamo il Salmo di numero 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pulla che il vento disperde.
Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Ecco, la compagnia. Com'è buono essere in compagnia, in buona compagnia. Allontanati, la Bibbia dice, resistete al diavolo e lui fuggirà di voi. Marco capitolo 7. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano il cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzione di calici, di boccali e di vasi di bronzo e di letti. I farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? E Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora: come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. Poi, chiamata di nuovo la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelli che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola, e gli disse loro: anche voi siete così incapaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina. Così dicendo dichiarava pure tutti i cibi. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri,
fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Egli le disse: lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella gli rispose: sì, Signore, eppure i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù le disse: per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Alleluia. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano: egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Gloria a Dio. Che benedizione la nostra lettura di oggi, quando mi fa capire la grazia multiforme di Dio. E questa grazia multiforme, ossia non c'è una forma, è tonda, quadrata, rettangolare, no, è multiforme. Questa grazia non c'è un limite, e dentro questa parola noi vediamo che anche i limiti messi dagli uomini per tradizionalità Gesù ha tolto. E durante tutto il capitolo 7 vediamo lui spiegando e l'azione della sua grazia operando nella vita dei necessitati. Prima lui parla di ciò che contamina il corpo, non è ciò che entra, è ciò che esce. E loro, essendo molto religiosi, giudicavano Gesù e i suoi discepoli. E nello stesso capitolo dove Gesù fa capire che il suo regno e la sua grazia è multiforme, vediamo Gesù operando tramite la vita vediamo Gesù operando sulla vita della figlia di una sirofenicia,
una donna pagana che gli ebrei mai sarebbero assieme a questa donna, e vediamo Gesù guarendo un sordomuto. Interessante è che in Tiro e in Sidon, se noi vediamo la geografia, vediamo che Gesù attraversa tutta la Decapoli, dalla Galilea e attraversa tutta la Decapoli e opera nella vita di quelle persone. Quell'uomo che non riusciva a ascoltare, a udire e non riusciva a parlare. C'era difficoltà tanto di udire quanto di parlare. Quante volte troviamo persone che hanno difficoltà di udire, ma non è solo un problema fisico, ma anche spirituale. Non riescono a udire, non hanno la pazienza, e se non udiamo non riusciamo a parlare. La Bibbia dice che dobbiamo essere adatti a udire di più che di parlare. Che il Signore applichi queste parole nel nostro cuore. Questa è stata la nostra lettura biblica di oggi e vorrei mandare un saluto a tutti che sono con noi. Facciamo la nostra preghiera, ringraziando Dio per questa opportunità. Preghiamo per la campagna missionaria 2023. Siamo nel mese delle primizie. Questa domenica celebreremo le primizie in chiesa. L'altra domenica, fino al 5 febbraio, saremo in campagna di primizie, digiunando, pregando, offrendo al Signore la primizia della nostra vita, perché Dio possa vedere chi è la priorità del nostro cuore. Amen. Vorrei mandare un saluto a tutti che sono con noi. Vi prego di non dimenticare di lasciare il vostro mi piace e preghiamo al Signore questa mattina. Padre Santo, in nome di Gesù veniamo a te dopo che abbiamo letto queste parole, Signore, che ci parla proprio di non essere nella via dei peccatori, di non rimanere a quelli che dicono di essere e non sono, dicono essere religiosi e non sono. Signore, che possiamo avvicinarsi ancora di più a te, che possiamo meditare sulla tua parola giorno e notte e che possiamo avere delle amicizie buone che ci aggiungono contenuti spirituali importanti per il tuo regno. Gesù, ti prego specificamente per i ragazzi, per i giovani che hanno questa difficoltà, perché sono pochi cristiani in questo paese e trovano difficoltà nel lavoro, nella scuola, e hanno delle amicizie tossiche che contaminano il loro cuore, che li allontanano da te. Ma ti prego, Signore, che loro possano avere la tua parola viva, ardendo nei loro cuori, perché possano resistere al diavolo, che possano, Signore, fuggire dal peccato. In nome di Gesù ti prego di proteggere i nostri giovani, gli adolescenti, i bambini, gli adulti, Signore, al lavoro. Com'è difficile comportarsi come un credente in un mondo corrotto, ma è una scelta e noi, Signore, scegliamo essere con te, perché la tua grazia multiforme ci ha trasformato
e ha fatto cose grandissime in noi. Ti prego di continuare, oh Padre, con le tue mani stese su ognuno, rinforzando la loro fede. Ti prego, Signore, per Anna Morozzi, che tu possa guarirla da questa influenza. Ti prego per Esmeralda, speriamo che stia meglio. Signore, ti prego per Denisa, per Arthur. Signore, ti prego per tutti i fratelli che si trovano ancora con un dolore, con una infiammazione, la missionaria Karin. Signore, guarisce la sua schiena. Signore, ti prego per Milvia, che tu possa mettere vertebre nuove, Signore. In nome di Gesù. Ti prego, Signore, per tutta la leadership della missione qui in Italia, dell'Arca Missionaria, per il missionario Marco, Denisa, Enea. Ti prego, Signore, per Jonathan, per Diacono Maurício e per questi che stanno iniziando, per la famiglia di Francesco, Talita, suoi figli che sono appena arrivati in chiesa, che tu possa conservarli nella tua presenza. Ti prego per tutti i miei fratelli, Signore, che sono qua lavorando nella tua opera, nel tuo campo. Dà la forza a loro per continuare. Aiuta, Signore, Vinicius com i suoi documenti, lavora nella sua vita, nella vita di Darli, che tu sia la loro priorità sempre, Signore. Ti prego per la scuola di missione, il vivaio, il centro di formazione missionaria, Signore. Che tu possa, Signore, preparare i cuori, che il tuo nome sia glorificato e che tu possa fare delle cose straordinarie in noi e per mezzo di noi. E che questo progetto missionario possa estendersi ancora e ad arrivare dappertutto, Signore. Ti prego che gli alunni e anche i professori, Signore, siano tutti guidati da te e che i contenuti siano di benedizione per la crescita spirituale. Noi, Signore, annaffiamo, ma chi fa crescere sei tu. In nome di Gesù, Padre, fa crescere ognuno nella tua presenza, nella grazia e nella conoscenza del Signore. Ti prego, Signore, per tutto il programma, per quelli che sono abbattuti. Ti prego per quelli che si trovano in difficoltà, per quelli che sono in una battaglia spirituale, Signore, che combattono una battaglia dentro casa, Signore. Visita loro. Ti prego, Signore, per la sorella Edina, per Sandra, per la loro famiglia, sia con loro, Signore. Ti prego per Lenny, per Isa, per Zinha, Signore. Quanto di più ci avviciniamo da te, di più vediamo la tua gloria. In nome di Gesù, Padre, ti prego di benedire tutti i tuoi servi. Ti prego di benedire tutti quelli che sono impegnati in questa opera. La base a Verona, Rossana, Salvatore, Loredana. Ti prego per Ignazio, per Vicenza. Dà salute a loro, Signore, che possano avere la salute completa, stabilita. Ti prego, Signore, per un'amica che ho conosciuto in ospedale quando ero lì, ricoverato. Signore, che tu possa aiutarla, a Lida, sia con lei, sia la sua forza. Signore, che lei possa comprendere la tua grazia e che tutta la sua famiglia possano essere resi ai tuoi piedi, Signore. In nome di Gesù ti prego per i miei amici, per la mia famiglia, per mia moglie Priscilla e per tutta l'opera, gli assistiti del progetto Non Sei Solo. Benedice, Signore, tutti gli assistiti, benedice quelli che sono della classe, quelli che sono del banco alimentare e quelli che saranno della società. Signore, prepara tutto, capacita ognuno di noi
insegnaci a fare il nostro meglio, che possiamo, Signore, gradirti in ogni cosa e che il tuo nome sia glorificato in eterno. Ti ringraziamo e ti preghiamo anche per la famiglia di Ronaldo che si preparano per venire qua, e ti prego anche per Jamile, che tu possa entrare con lei lì e che lei possa avere quel visto e che possa arrivare in Italia tranquilla per servirti con gioia. Ti prego per Tiago e per tutti che hanno la voglia di venire a servirti, Signore, che veramente sia la voglia di servirti e che possano essere utili in questo paese per la gloria del tuo nome. Prepara ogni famiglia, Signore, per l'avanzo della missione, per la crescita della missione. Ti prego, Signore, per Roma, che tu possa, Signore, benedice quella base, quella missione che stiamo pregando, come tutte le missioni cominciano in preghiera, che tu possa, Signore, operare. Benedice Pastore Eurico, la sua famiglia che sono lì, Signore, che tu possa aiutarli e che tu possa fare cose grandi in nome di Gesù. Benedice, Signore, tutti i progetti, aiutaci in tutto, sia con noi durante questa giornata e durante tutta la settimana. A quelli che sono in diretta con noi, rispondi alle loro preghiere, esaudisce la loro preghiera, Signore, che tu possa aiutarli in ogni cosa. Quelli che si trovano in difficoltà economica, apri le porte, Signore, la benedizione, fa arrivare a loro, Signore, e che loro possano essere fedeli a te in ogni cosa, in nome di Gesù. Ti ringrazio, Padre. Amen e amen. Gloria a Gesù. Signore è buono, fedele in ogni tempo. Che Dio vi benedica. Buona giornata, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Non dimenticate di lasciare il vostro mi piace e, se vorrà il Signore, ci siamo domani con la preghiera del mattino. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi, domani per sempre. Amen. Ciao a tutti, buona giornata con Gesù nostro Signore.